Allora, questa è la chiesa delle monache domenicane e fu edificata tra il 1717 e il 1732 da Giacomo Zanetti, però il progetto originale era di Giovan Battista Scapitta. Allora, come si può notare, la chiesa è interamente affrescata. Fino al cornicione operò Giovanni Carlo Aliberti. Nel tamburo, la cupola e il lanternino furono affrescati Benaschi e Vittore. Ci sono numerosi dipinti. Quell'altare, dipinto sopra l'altare, raffigura l'angelo custode, mentre quello raffigura San Girolamo Emiliani, il padre fondatore dell'ordine dei Somaschi, nato a Venezia e morto a Somasca. Quello invece rappresenta Ester e Assuero e quello Giuditta e Oloferne. Il gruppo marmoreo in marmi policromi che sopra l'altare invece fu scolpito da Giovan Battista Bernero. Andrea Trevigi è un personaggio storico di questo istituto, perché questo collegio prende il suo nome Trevigi. All'inizio nasce tra la metà del 1500, in particolare nel 1555, anche se non si sa se 10 anni in meno. Qui possiamo vedere un busto di Andrea Trevigi e lì il suo luogo di nascita, che è Fontanetto Po, come poteva essere a quei tempi, quindi siamo nel 1500. Questo palazzo è stato donato dalla marchesa Anna d'Alençon alle suore di Santa Caterina. La cosa che salta più all'occhio di questo palazzo sono le colonne, con tutti i capitelli diversi, tranne uno che è quello là, con lo stemma di Anna d'Alençon, cioè con i 3 gidi di Francia. Cesare Pavese nacque il 9 settembre del 1908 a Santo Stefano Belbo, dove la famiglia trascorreva le vacanze. Questo paese si trova in provincia di Cuneo. Nel 1943 Cesare Pavese si rifugia proprio qua a Casale perché era molto legato al Monferrato, appunto perché sua mamma, Consolina Mestorini, era di Cicineto e sua sorella Maria aveva la villa a Crea. Allora, Giovanni Lanza nacque il 15 febbraio del 1810 in una casa all'inizio della via che ora è nominata da Francesco e Angela Maria Inerdi. Fu uno dei primi fondatori nel 1842 dell'associazione agraria qui a Casale ma anche a Torino. Diciamo che questa associazione agraria si manifestò poi in un congresso nel 1847 che si sviluppò appunto qui a Casale e che oltre alla presenza di numerosi tecnici vide anche la presenza di politici e patrioti che resero questo congresso una vera e propria riunione politica con la quale si chiuse con l'inoltro al re Carlo Alberto al quale chiesero delle manovre contro l'Austria e anche di esasperare alcuni motti per l'Italia come viva l'Italia unita. Ascanio Sobrero nasce il 12 ottobre del 1813 qui a Casale Monferrato. Si laurea in medicina e si occuperà in seguito di chimica. È stato il primo a sintetizzare la nitroglicerina. Morirà poi nel 1888.
La nitroglicerina fu anche usata in campo farmaceutico. Poi sempre in campo farmaceutico abbiamo il sobrerolo, che è un antimucolitico, da cui si ricava il Sobrepin.